Il turno infrasettimanale porta l'Ecocity Genzano da sola al comando della Serie A. La squadra di David Marin sbanca Leigny, secondo stop consecutivo per la L84 Torino. La Feldieboli scivola al secondo posto dopo il primo pari a Treviso con la Came. Al terzo posto ora c'è il Napoli, da solo, terzo successo di fila nel derby col Benevento. La sorpresa di giornata arriva con il poker del Sala Consilina sul campo della Roma. Primi 3 punti per il vitulano Drugstore Manfredonia, pari con polemiche tra Petrarca e Pomezia, pari a Viterbo e primo punto per l'Italservice Pesaro, rinviata per maltempo la sfida di Catania. In classifica Ecocity Genzano a 15 punti, Feldieboli 13, Napoli 12, Roma L84 Torino 9 punti, meta Catania 7 con il Pomezia, il Petrarca 6 la Sandro Abate col Sala Consilina la Came Treviso, a 5 punti l'Active Network il Manfredonia, a 1 punto il Pesaro. Nel prossimo turno queste le sfide in programma: Ecocity Genzano Active Network, Italservice Pesaro Feldieboli, Sala Consilina meta Catania, Benevento Came Treviso, Sandro Abate Roma, Pomezia Napoli Futsal, Petrarca l'84 Torino in diretta su Sky Sport Cosenza Manfredonia. De Oliveira per Pedrinho che mette la palla sotto l'incrocio e Genzano in vantaggio. Ancora qualche passo indietro, parte il 77, pallone laterale De Oliveira, poi la sponda giusta De Oliveira, 2-0 sugli sviluppi del calcio piazzato. Parte il 17, Cuzzolino non sbaglia, Cuzzolino recupera, Cuzzolino si ferma, poi Fusari bravo nella chiusura, siamo dall'altra parte, De Oliveira sfonda la porta, Giulio De Oliveira, 3-1 Genzano. Maxi Rescia, questa volta Mammarella non può nulla, la L84 vuole sentirsi ancora dentro la partita, 2-3, che partita! Giocato molto bene l'allineamento sulla sinistra, ora lo andiamo a rivedere, vedi come esce da quel, sfrutta il blocco di Rocia, molto bravo Maxi Rescia. Cocco, Cuzzolino perde il controllo del pallone, vuole ripartire, segnare Andre Fantesele. Il tacco per Sutton, il dribbling, attenzione per Azzetta, incredibile! E passa in vantaggio la Came. Berti su di lui, c'è Sutton, cerca il pallone e la rete! Ed eccola qui, la rete del pareggio della Feldieboli che arriva a 16:07 dalla conclusione. In prestito al Benevento dal Napoli proprio dopo... Attenzione qui, Caruso! La sblocca così! Con il vantaggio del Napoli. 4 secondi, lancia in avanti De Luca, l'anticipo di Colletta e diventa un assist per Perugino che può calciare, lo fa e la palla finisce in porta. Il gol di Nando Perugino per il 2-0 del Napoli. Duarte, il gol di Massimo De Luca, tutto di prima, tutto al volo. De Luca, 3-0 Napoli. Salas al volo, Salas al volo, il gol del 10, 4-0 Napoli. La toccata di Luca, sì, la toccata di Luca. Sì, è di De Luca il gol. Ripulito da Biscossi che sbaglia lo scarico, Foti, va da Achilli, il più classico gol dell'ex. Isgro taglia in diagonale, offre di fatto il pallone a Diaz che prova a scappare, mette il pallone sotto la traversa, golasso di Diaz. Igor, Achilli prova a restituire il pallone ad Igor, è buono per Vidal che arriva, calcia col sinistro, Isgro, Biscossi sul secondo palo, si salva in qualche modo lo Sporting che poi va a calciare. E Diaz infila in porta il gol del 4-0.
Prova la penetrazione centrale, vince il rimpallo. Chi? Pompa di Chi che sblocca il risultato. Era per Gerve, apertura per Pelloni e c'è la rete. Marco Pelloni. Alza la testa, cerca e trova Ronaldo. Perde l'attimo buono. Canal! Mauro Canal! Kenji, Yosim ancora per Kenji. Pallone intercettato da André Ferreira che prova poi il tentativo verso la porta e c'è la rete. André Ferreira. Sì, ma ancora per Galletto. Perde palla, Canal e la palla termina in rete. Doppietta di Mauro Canal. Fulvio Collini, dove hanno scritto pagine incredibili. Intanto Barrichello, grandissima giocata di Barrichello. Galliani, Witti, 1 contro 1, prova la finta, prova la giocata e arriva il 2-0 di Alessio Saponara. All'indietro per Curri, va Curri! Giuseppe Curri! Va Davi, la conclusione! Davi va 2-2! Hamza, Davi, pallone per Cesaroni e arriva il 3-2 di Paolo Cesaroni. Avanza il portiere viterbese, sbaglia, pallone per Barrichello che fa 3-3.